Possiamo trovare una relazione tra letteratura, vostro impegno, Olimpiadi, sport? Sicuramente l'aggancio è quello dell'impegno degli imprenditori per tutto ciò che è così impegno sociale in sostanza, perché il Campiello è nato per promuovere la cultura in un territorio che quando è nato nel 62 poco si occupava di cultura, però ha dimostrato una grandissima sensibilità già all'epoca dell'imprenditore nel suo ruolo sociale, no? Quello di far evolvere il proprio territorio anche in quel senso. Quindi credo che anche questo interesse da parte dell'impresa, degli imprenditori del Veneto in prima linea, no? Dimostri che effettivamente c'è molta sensibilità per il territorio, per il suo sviluppo e questa attenzione anche alla parte, come dire, alle parti sane del paese, quelle più educative, lo sport, la scuola, la letteratura, no? In generale la cultura.